Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. In primo piano ancora lo scandalo della sanità con le mazzette chieste da un primario per far saltare la lista d'attesa. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova chiama a rapporto tutti i soggetti che a stretto giro dovranno spiegare cosa sia successo per prendere poi i provvedimenti necessari per isolare chi ha sbagliato. Il vertice domani mattina, l'obiettivo tutelare i pazienti e i colleghi del primario finito al centro dello scandalo, e il presidente Zaia avverte tolleranza zero. I dettagli con Milva Andrioli. Il ruolo da protagonista nel servizio della trasmissione televisiva mentre chiede alla paziente 2.000 euro per accorciare i tempi di un intervento chirurgico da farsi in ospedale. La replica il giorno dopo sui giornali per cercare di correggere in tiro e minimizzare i danni. La visita nella clinica privata, i soldi, ma una frase così. Il primario Pietro Litta prima accetta di farsi intervistare da noi, ma poi fa marcia indietro. Il problema, per il cittadino paziente, però resta. Lunedì a Padova, dove opera il primario, finito al centro dello scandalo, che succede? Si aspetta la sentenza del tribunale? A rispondere alle nostre domande Luciano Flor, numero 1 dell'azienda ospedaliera di Padova, che raggiunto al telefono ci spiega: applicheremo tutte le regole che ci sono. Litta è docente universitario, il suo datore di lavoro è l'Università di Padova, con noi è solo convenzionato. Questioni disciplinari, assistenziali, aspetti legali e contrattuali anche della libera professione, nel giro di poche ore tutto sarà chiarito. I provvedimenti, conclude il direttore generale, arriveranno a stretto giro, e così si spera anche per l'altra dottoressa raccontata dalla trasmissione, che opera nel pubblico sempre a Padova ma procede più spedita nel privato, si fa pagare ma senza ricevuta fa lo sconto. Intanto il presidente del Veneto Luca Zaia, per tutelare gli onesti lavoratori della sanità dalle mele marce, come le chiama lui, prepara le carte. Se si sia trattato di concussione lo deciderà la procura. Facciamo d'ufficio, nel senso che penso che sia fondamentale che sia un tribunale a chiarire fino in fondo cosa è accaduto e quali sono le responsabilità.